Bentrovati. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, dopo varie dichiarazioni nettamente contrarie ad una possibile alleanza con Berlusconi, recentemente si è incontrato a casa del Caimano ad Arcore per trovare un accordo per le prossime elezioni che si terranno fra qualche mese in diverse regioni del paese. Fino a ieri, a chi gli chiedeva se fosse possibile una coalizione tra lui tra la Lega e il pregiudicato, Salvini sparava: non sono pronto a barattare la coerenza per mezzo voto in più. Con Berlusconi di cosa parlerei? Solo di bunga bunga e di giustizia. E poi alle politiche del 2013 Salvini lanciò il famoso anatema: basta per sempre. La Lega, disse allora, ha avuto la forza e il coraggio di fare un passo in avanti, un bel ricambio generazionale. Sono sicuro che non c'è un solo elettore e un solo militante della Lega disposto a scommettere di nuovo su un'alleanza con Berlusconi. Ci abbiamo provato ed ha portato solo risultati deludenti. Questa è buona. Dopo 20 anni di amorosi sensi, la Lega si accorge che i risultati dei governi con Berlusconi sono deludenti. Basta per sempre. Se Berlusconi lo fa senza di noi. La nostra gente non ne vuole sapere di un ritorno in campo di Silvio Berlusconi. Ora però Salvini, rimangiandosi tutto, farebbe volentieri un accordo con il pregiudicato di Arcore, anche se oggi afferma il contrario. Converrete con me, fare un ricambio generazionale non vuol dire perdere la memoria e prendere in giro gli elettori con questi metodi da mercato delle vacche. Salvini da oltre 20 anni calca le scene della politica. Era un uomo di punta della Lega Nord di Bossi, quello che voleva la liberazione della Padania per portarla in Europa, lasciando la Terronia scivolare verso l'Africa, mentre oggi il giovane padano vuole la liberazione dell'Italia dall'Unione Europea con il nuovo marchio Noi con Salvini, buono per intortare gli elettori boccaloni del centro e del sud. Ma oltre che dimenticarsi del passato, Salvini a quanto pare si dimentica anche del presente. Ad esempio dimentica che la Lega con Forza Italia governa il Veneto e la Lombardia e molte altre amministrazioni locali. Lo smemorato di Milano insiste con delle roboanti dichiarazioni prive di logica e continua a parlare alla pancia delle persone. Per esempio, riguardo alla liberazione delle due cooperanti, Greta e Vanessa, rapite in Siria, tuonò: se veramente per liberare le due amiche dei siriani il governo avesse pagato un riscatto di 12 milioni, sarebbe uno schifo. Aggiungendo poi spavaldo: se mi dovessero rapire, non date una lira ai terroristi. E quando il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza, Giacomo Stucchi, senatore della Lega Nord, gli lamentò che non è stato pagato nessun riscatto, ma c'è stata invece una contropartita di altra natura, Salvini ha ribadito: la mia posizione è quella di non dare nulla ai terroristi, vanno bombardati, non finanziati. Pensate che genio. Bombardare i terroristi. Ci dovrebbe spiegare il nostro giovane eroe padano come e dove, visto che il terrorismo usa la tattica del mordi e fuggi. Ricordando en passant che i terroristi responsabili degli ultimi massacri di Parigi e di Copenaghen erano cittadini francesi e danesi. Per cui cosa facciamo? Bombardiamo Parigi e Copenaghen? E poi l'ultima perla. Salvini sull'ondata di immigrati che stanno arrivando dalle coste africane ha fatto delle dichiarazioni davvero strepitose. Ecco come le ha commentate Michele Serra su Repubblica. Salvini ha diramato una manciata di parole dalla logica molto precaria. Soccorrere i migranti sì, ma lasciandoli in alto mare. Ammesso che una tragedia simile consenta una lettura comica, scrive sempre Serra, si immaginano bastimenti carichi di coperte e cibo che riforniscono quelle macchie di galleggianti fatte di umani in fuga e poi se ne vanno salutando cordialmente. Torniamo domani, aspettateci qui e mi raccomando, copritevi che fa freddo. Ecco, questo è il populismo tanto al chilo, sparso a piene mani per gli elettori di Bocca Buona. Come l'interrogazione presentata in Consiglio Comunale a Pordenone dal leghista Riccardo Piccinato. Ecco come la riporta il Messaggero Veneto. Il comune ha lasciato sulla strada 3 italiani che avevano bisogno d'aiuto, mentre i profughi soggiornano in hotel. A Pordenone succede questo: se sei italiano non ti aiutano o ti aiutano con grave negligenza e difficoltà. Se sei immigrato ti mettono negli hotel. L'assessore competente Vincenzo Romor gli ha risposto con i numeri. Su 4.500 cartelle sociali che stiamo gestendo attualmente, vuol dire che i servizi sociali con sforzi disumani e di grandissima professionalità stanno aiutando 12.000 persone. 12.000 persone assistite nell'ambito territoriale che comprende i comuni di Porcia, Cordenone, San Quirino, Roveredo e naturalmente Pordenone.
Ma per la Lega i numeri non contano nulla, a loro serve l'argomento immigrazione per lucrare voti dall'elettore meno preparato. Purtroppo questi metodi stanno costruendo una società senza futuro, sempre più chiusa in se stessa e sempre più purtroppo incattivita. Ci vediamo giovedì prossimo. Di Porcia, Cordenone, San Quirino, Roveredo e naturalmente Pordenone. Ma per la Lega i numeri non contano nulla, a loro serve l'argomento immigrazione per lucrare voti dall'elettore meno preparato. Purtroppo questi metodi stanno costruendo una società senza futuro, sempre più chiusa in se stessa e sempre più purtroppo incattivita. Ci vediamo giovedì prossimo.